Arrestata la sorella di Matteo Messina Denaro, coordinava e copriva il fratello Matteo, trovati interessanti documenti finanziari. Al via le manifestazioni della prossima 75esima edizione del Mandorlo in Fiore e diverse le iniziative in cantiere, anche se poco pubblicizzati. Il Comune di Aragona respinge quanto affermato dal cartello sociale circa la discarica che si andrà ad effettuare nel territorio aragonese. Al via la 2 giorni dedicata alla cardiologia emodinamiche siciliane a confronto nella nostra città. L'Istituto Agrigento Centro incontra lo scrittore Enrico Galiano. Il Licata Calcio disputerà la partita domenica prossima contro il Canicattì presso lo stadio saraceno di Ravanusa. E benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro TV Notizie. Apriamo oggi il nostro telegiornale con l'arresto da parte dei carabinieri del ROS della sorella del boss Matteo Messina Denaro, Rosalia, che è anche accusata di associazione mafiosa, avrebbe favorito, secondo la Procura di Palermo, la latitanza del fratello, la circolazione dei pizzini e la gestione delle risorse economiche e finanziarie, il servizio di Margherita Trupiano. L'avere contravvenuto a quanto chiedeva Matteo Messina Denaro, che voleva che i pizzini dopo letti fossero bruciati, ha consentito l'arresto del boss e oggi della sorella Rosalia, mamma dell'avvocato difensore della Primula Rossa Lorenza Guttadauro. Per la donna l'accusa, come si legge nel documento firmato dal GIP Montalto, e aiutava unitamente ad altri sodali e familiari il capo della provincia mafiosa di Trapani, Matteo Messina Denaro, consentiva a quest'ultimo di continuare ad esercitare le funzioni apicali di Cosa Nostra, provvedendo in un lungo arco temporale a gestire per suo conto e in suo nome la cassa della famiglia mafiosa. Questi delicati compiti svolti dalla donna avrebbero agevolato la latitanza e il correre del flusso di informazioni tra Matteo Messina Denaro e la sua vasta rete di gente che a vario titolo ha tenuto rapporti con lui. Il suo arresto scatta a distanza di 2 mesi dalla cattura del boss. Rosetta è la maggiore delle 4 sorelle di Messina Denaro, moglie di Filippo Guttadauro, che ha scontato 14 anni per associazione mafiosa ed è tuttora in carcere al cosiddetto ergastolo bianco. Sono stati i carabinieri che, mentre apponevano delle microspie nella sua abitazione, hanno rinvenuto dentro il piede di una sedia il biglietto scritto a mano, che hanno fotografato e rimesso al suo posto. Il pizzino riporta una sorta di diario clinico di qualcuno malato di tumore. Gli inquirenti hanno subito pensato che potesse trattarsi di Matteo Messina Denaro e hanno avviato le indagini per accertare i nomi di pazienti con patologie oncologiche. Da lì l'analisi delle banche sanitarie, il soffermarsi su Andrea Bonafede, lo scoprire che i tabulati telefonici di quest'ultimo rivelano problemi di identità sul nome di Andrea Bonafede, e che c'è un tale Bonafede che ha prenotato una visita presso la clinica La Maddalena il 16 gennaio del 2023. Da qui l'arresto del superlatitante. Al via le prime iniziative previste nel programma del Mandorlo in Fiore, giunto alla 75esima edizione, anche se poco pubblicizzato quest'anno per via delle poche risorse finanziarie trovate da parte degli amministratori. Questa sera lo spettacolo al Teatro Pirandello e il musical di Savatteri, domani sera concerto del Banco del Mutuo Soccorso al Palacongressi di Agrigento e quindi il via alla 75esima edizione, la festa con il Festival dei Bambini del Mondo, domenica mattina con la sfilata da Piazza Vittorio Emanuele a Piazza Cavour, il servizio del collega Giuseppe Moscato. I bambini del mondo sono pronti ad aprire con il Festival internazionale del folklore a loro dedicato il 75esimo Mandorlo in Fiore di Agrigento. Tenendo fede al motto coniato dal loro papà, il compianto Claudio Crescenzo, i bambini aiutano i bambini, prima di iniziare la loro performance artistica, il gruppo Academia de Danzas Folclóricas Francisco de León di Panama, come ormai tradizione, andrà a far visita domani mattina, sabato 4 marzo alle ore 11, ai piccoli degenti presso il reparto di pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, portando in corsia un momento di folklore.
Alla kermesse organizzata dall'AIFA, Associazione International Folk Agrigento, giunta alla 20ª edizione, partecipano i gruppi folcloristici internazionali provenienti da Bulgaria, India, Corea, Lituania, Macedonia, Messico, Panama, Perù e Turchia. Si tratta di gruppi di altissimo spessore artistico e culturale, ribadisce Luca Crescenzo, presidente AIFA. Nel loro repertorio hanno inseriti canti, danze e musiche dichiarati patrimonio immateriale dell'UNESCO. La Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, infatti, anche per quest'anno, il 4º consecutivo, ha concesso il proprio patrocinio al Festival I Bambini del Mondo, in considerazione dell'alto valore culturale ed educativo dell'iniziativa. Con gli ospiti internazionali i gruppi locali di Gergent, Oratorio Donguanella, i Fiori del Mandorlo, i Piccoli del Valdacragas, Fabaria Folk, i Carusi di Girgenti, i Tre Castagni dell'Ettina. Domenica 5 marzo alle ore 10, inizio della kermesse folclorica con la prima sfilata che darà il via al 75° Mandorlo in Fiore. Alle 20:30 al Teatro Pirandello il primo spettacolo del Festival Internazionale I Bambini del Mondo, con la presenza di tutti i gruppi internazionali ormai da anni nominati ambasciatori di pace dell'UNICEF. E il via anche le iniziative collaterali. Fotografa il Mandorlo in Fiore, e questo è il concorso indetto dal giornale online Agrigento Oggi, diretto dal collega Domenico Vecchio, che ritorna anche quest'anno per il classico appuntamento con la festa del Mandorlo, il servizio del collega Eugenio Cairone. Fotografa il Mandorlo in Fiore. Torna il concorso del giornale online Agrigento Oggi nell'ambito della 75esima edizione della Festa del Mandorlo, che avrà inizio domenica 5 marzo. Tutti gli anni, da quando Domenico Vecchio ha ideato il concorso, sono state centinaia gli scatti davvero belli che hanno partecipato. Cittadini, ma anche qualche professionista fotografo, hanno fatto sì che l'appuntamento diventasse un momento straordinario come manifestazione collaterale della Festa del Mandorlo, organizzata da Agrigento Oggi per la prima volta 13 anni fa, senza alcun contributo, anzi a guadagnarci sono stati gli enti pubblici, perché Fotografa la Festa del Mandorlo è un concorso che rilancia l'immagine di Agrigento e della sua festa, una volta chiamata sagra, perché piaccia o no, per gli agrigentini rimane la sagra del Mandorlo in Fiore, con i ricordi di quando ad Agrigento si respirava l'aria di primavera tra suoni, danze e cortei, senza le polemiche che hanno accompagnato le ultime edizioni, come quella che deve iniziare domenica, per la quale, ad esempio, non è stata prevista ad Agrigento la conferenza stampa di presentazione. Chissà per quale motivo, ma siamo qui per parlare di cose belle, come il concorso di Agrigento Oggi, le cui foto si potranno pubblicare sulla pagina Facebook, e attendere la prossima estate per conoscere i vincitori delle migliori foto a colori e in bianco e nero e di destinazione Agrigento. Entusiasmo, energia e divertimento sono gli ingredienti principali del gruppo folcloristico agrigentino Valdacragas, che dopo la recente pandemia sarà presente al 75° Festival del Folklore in programma ad Agrigento dal 5 al 12 marzo 2023. Vediamo questo video.
E passiamo ora ad Aragona. Il sindaco Giuseppe Pendolino e la presidente del Consiglio Comunale Stefania Di Giacomo Pepe smentiscono le dichiarazioni arrivate dal cartello sociale di Agrigento. Non è mai arrivata alcuna richiesta formale al comune di Aragona. False le accuse contro di noi. Parliamo dell'eventuale discarica che si dovrebbe fare nel territorio aragonese. Il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino e la presidente del Consiglio Comunale Di Giacomo Pepe smentiscono le dichiarazioni fatte dal cartello sociale. Non è mai arrivata alcuna richiesta formale al comune. Sarebbero false le accuse mosse contro di noi a seguito dei diversi articoli pubblicati in questi giorni, a partire dallo scorso 1 marzo, aventi per oggetto la richiesta formale di convocazione del Consiglio Comunale, aperto e indirizzato al sindaco Giuseppe Pendolino e al presidente del Consiglio Comunale Stefania Di Giacomo Pepe a firma del cartello sociale, preme categorica la smentita del sindaco Pendolino. A oggi, afferma il sindaco, avendo verificato gli uffici preposti, non ci è arrivata nessuna richiesta, motivo per cui alla replica avanzata dalla stampa non ho dato seguito alcuno, poiché questa richiesta non c'è mai pervenuta. Ne approfitto inoltre, continua il sindaco Pendolino, per comunicare che è intenzione di questa amministrazione portare a conoscenza dei cittadini la proposta di delibera del Consiglio Comunale inerente alla concessione di una variante urbanistica, delibera a cui sta lavorando la stessa Presidente del Consiglio Stefania Di Giacomo Pepe, la quale interviene duramente sulla vicenda sostenendo che se no finora replicato, dato riscontro alla richiesta del cartello sociale, è stato perché, come anche sostenuto dal sindaco, si è chiamati a replicare su qualcosa che realmente è accaduto e quindi su una richiesta formale che alla data odierna non c'è mai pervenuta. La Presidente del Consiglio Comunale di Aragona continua nel suo comunicato affermando: in questi mesi si è lavorato tanto a questa proposta di delibera congiuntamente a tutte le commissioni consiliari in modo tale da avere le informazioni necessarie e un quadro completo trattandosi di un tema delicato riguardante appunto i rifiuti. Il Consiglio oltretutto non voterà sulla costruzione dell'impianto perché la ditta ha l'autorizzazione per farlo direttamente dalla Regione Sicilia. Dal Consiglio chiede solo la variante urbanistica per la trasformazione a zona ZES, aggiunge Di Giacomo Pepe, quindi assolutamente intenzione mia, di tutti i consiglieri, conclude Di Giacomo Pepe, convocare un Consiglio Comunale aperto ai cittadini e alle parti sociali interessati. La Conferenza delle Regioni dà il via libera al testo sull'autonomia. Il progetto di legge di Calderoli è stato approvato con i voti contrari della Campania, della Puglia, dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Il servizio curato da Lello Casesa. La Conferenza delle Regioni ha approvato il progetto di legge per l'autonomia differenziata proposto dal ministro Roberto Calderoli. Ricordiamo che qualche settimana addietro ad Agrigento numerosi sindaci, associazioni e sindacati avevano protestato contro il disegno di legge proposto dal ministro presso l'Aula Giglia del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Solo 4 regioni hanno espresso il parere contrario, e cioè Campania, Puglia, Emilia-Romagna e Toscana. Alcune regioni si sono differenziate dalla maggioranza. Mi auguro che con il proseguo del processo che vedrà l'attuazione dell'autonomia differenziata si possa trovare una ricomposizione con le regioni che oggi hanno espresso parere contrario. Lo ha sottolineato Federica, presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli. Dopo un'ampia discussione, la Conferenza delle Regioni ha approvato il progetto di legge del ministro Calderoli, per cui finalmente il percorso per l'autonomia differenziata è partito. A questo punto noi confidiamo che si possa arrivare presto ad una risposta positiva. L'autonomia, hanno dichiarato in molti, è prevista dalla Costituzione ed è la chiave per un profilo di modernità, di efficienza dell'amministrazione della cosa pubblica che avrà quella ricaduta positiva attesa dai cittadini. Questa Italia a 2 velocità, hanno dichiarato, deve finire e le regioni devono essere tutte messe nelle condizioni di dare servizi e risposte ai loro cittadini, senza lasciare indietro nessuno. Discorso diverso in Sicilia, con le opposizioni che attaccano il governatore Schifani favorevole all'autonomia in
cambio dell'elezione diretta delle province quanto prima. È ignobile che la Sicilia si sia espressa oggi a favore del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Il progetto Calderoli punta a dividere il paese in due parti. Da un lato il nord è ricco e produttivo, dall'altro il mezzogiorno povero di infrastrutture, sempre più bisognoso di investimenti utili a colmare questo gap, che invece diventa così impossibile da recuperare. Lo scrive il segretario regionale del PD Anthony Barbagallo. Schifani svende la Sicilia per dire sì al progetto di autonomia differenziata, afferma il capogruppo all'Assemblea siciliana Michele Catanzaro, e cosa ancora più grave lo fa sapendo che il Partito Democratico aveva chiesto ottenuto un dibattito in aula su questo argomento, fissato proprio per martedì prossimo. Schifani mostra poco rispetto dell'Aula, come lui ha detto di voler fare in questi anni, conclude, e gliene chiederemo conto, conclude Michele Catanzaro. Al via stamani ad Agrigento il congresso regionale medico sulla cardiologia interventistica organizzato da SICI-GISI. Il comitato scientifico è diretto dal dottor Giuseppe Caramanno, primario di cardiologia ed emodinamica a San Giovanni di Dio di Agrigento. L'evento continuerà anche nella giornata di domani sabato con vari qualificati esperti che si confronteranno con rappresentanti di altre strutture emodinamiche del territorio. Al via stamani ad Agrigento il congresso regionale medico sulla cardiologia interventistica organizzato da SICI-GISI. Il comitato scientifico diretto dal dottor Giuseppe Caramanno, primario di cardiologia ed emodinamica a San Giovanni di Dio di Agrigento. L'evento continuerà anche nella giornata di domani sabato con vari qualificati esperti che si confronteranno con rappresentanti di altre strutture emodinamiche del territorio. Ma emodinamica oggi significa non soltanto trattare le arterie coronarie, che sono le arterie che irrorano il cuore, significa intervenire direttamente sulle strutture cardiache, tant'è che negli ultimi anni c'è stato un exploit proprio delle procedure interventistiche strutturali, cioè significa piantare ad esempio la valvola aortica per via percutanea, cioè senza intervento cardiocirurgico, correzione ad esempio della insufficienza mitralica, dello scompenso e prevenzione del liquitus con la chiusura ad esempio del forame ovale e della chiusura dell'auricola sinistra. Tutte queste procedure che fino a qualche decennio fa erano appannaggio della cardiocirurgia, oggi se ne sono appropriati i cardiologi interventistici e quindi praticamente con una migliore prognosi per quanto riguarda i pazienti. Quindi oggi ci sarà un confronto qui ad Agrigento a livello anche regionale sulle materie? Sì, certamente ci sarà un confronto anche perché i numeri parlano chiaro, ormai la cardiologia interventistica siciliana è ai massimi livelli e non ha nulla sicuramente da invidiare ai centri di riferimento nazionali e internazionali. Sono a capo del Dipartimento, significa essere a capo delle 4 cardiologie della provincia di Agrigento, cerchiamo di risolvere le criticità che riguardano principalmente il personale medico e infermieristico sia delicata che della cardiologia cardiaca. Ecco, un quadro un po' della situazione del settore nella nostra provincia, c'è stato un aumento, insomma, le malattie cardiocircolatorie a che punto sono? Diciamo, noi facciamo del nostro meglio, certo ci sono delle criticità che riguardano ad esempio la rete dell'infarto, dove praticamente abbiamo qualche problema perché mancano delle ambulanze medicalizzate per cui non può realizzarsi appieno come si dovrebbe. Dottore Vaccaro, un'interessante iniziativa, oggi questo confronto di cardiologi interventisti, si discuterà anche molto di emodinamica, un quadro un po' della situazione anche di quello che lei sono le sue competenze. Sì, oggi è un congresso regionale della società GISE che si occupa appunto di emodinamica, che sarebbe la parte della cardiologia interventistica che nel corso degli anni ha fatto passi da gigante, perché oggi era inimmaginabile che un paziente colpito da infarto potesse seguire l'angioplastica nel giro di 30-40 minuti e poi venire dimesso all'incirca in 4-5 giorni, e questo succede ormai ad Agrigento da più di 10 anni. Vi posso assicurare che ad Agrigento chi sfortunatamente
accusa questa patologia viene trattato nel migliore dei modi con un'angioplastica che viene eseguita da operatori esperti con impianto di stent. Ma oggi l'emodinamica non è solo il palloncino che viene gonfiato all'interno del vaso, perché oggi l'emodinamica è anche valvole, chiusure di difetti interatriali, chiusure di auricole nella fibrillazione atriale, quindi è una branca in continua espansione che grazie all'evoluzione tecnologica e della bioingegneria ha fatto passi da gigante che poi si trasformano in una migliore prognosi da parte naturalmente del paziente che riceve il trattamento. Ecco, parliamo di questa 2 giorni qui che vede riuniti tanti interventisti, si parlerà di emodinamica, insomma un momento di alto confronto medico. Assolutamente sì, la nostra società scientifica, la società di cardiologia interventistica siciliana ha scelto la sede di Agrigento e l'emodinamica di Agrigento e Sciacca per incontrarsi e confrontarsi in occasione del nostro annuale congresso regionale. Le realtà di Agrigento e Sciacca sono due realtà che da anni lavorano sul territorio e da anni contribuiscono nel migliorare la morbilità e mortalità delle malattie cardiovascolari, e quindi abbiamo scelto questa sede per riconoscere il merito a queste realtà del lavoro fatto in questi anni e portare qui i tanti specialisti siciliani. Sarà un momento importante anche perché veniamo da un momento bruttissimo che è il Covid, quindi un post-Covid si riparte, insomma. Allora, diciamo che le cardiologie interventistiche non si sono mai fermate, hanno continuato a lavorare con più difficoltà di prima, ma come i cittadini avranno potuto apprezzare, le emodinamiche hanno continuato a trattare gli infarti e a garantire una assistenza su tutto il territorio regionale, così anche nella provincia di Agrigento. Chiaramente è stato un percorso più accidentato, ma ci siamo rapidamente riorganizzati, abbiamo lavorato in parallelo alla pandemia, consentendo l'assistenza anche per le malattie cardiovascolari. Chiaramente dopo un periodo difficile si auspica che ci sia un periodo di crescita, di nuova crescita. E durante un incidente in auto litigano tra loro, uno di loro stacca l'orecchio all'altro e si recano al pronto soccorso. Vediamo la corrispondenza di Margherita Trupiano. Mancata concessione del diritto di precedenza tra 2 auto alla rotonda, il diverbio, la colluttazione, uno dei 2 con un morso stacca parzialmente un orecchio all'altro, la moglie tenta di sedare la lite, le prende pure e da lì la corsa all'ospedale. Accade ad Agrigento, protagonisti un 54enne agrigentino e la moglie di 56 anni, entrambi finiti al pronto soccorso del San Giovanni di Dio, e un uomo di 59 anni di Porto Empedocle che rischia adesso la denuncia alla Procura della Repubblica. È accaduto ieri alla rotonda che si trova nei pressi del centro commerciale di Agrigento. Un fatto di cronaca che evidenzia come esista una emergenza violenza che non è solo legata alle risse tra giovani, ma che induce a pensare quanti di questi comportamenti possano accadere in famiglia e sdoganare dunque per i più giovani esempi che scatenano poi la brutale aggressività. C'è in questo senso da fare una profonda riflessione su quanto bisogna fermarsi e ripensare a quei limiti che, se da un lato permettono l'apertura di nuovi orizzonti, dall'altro devono sempre tenere conto del rispetto della persona e della tutela dell'integrità personale. Diritti che rientrano nel diritto, e il diritto oramai divenuto sconosciuto, vilipeso, sminuito. Se dunque è sacrosanto e sancito dalla legge dare la precedenza a chi proviene dalla destra, è altrettanto vero che nessuna norma autorizza ad aggredire e staccare un orecchio a chi non lo fa. Ci limitiamo in questa sede a manifestare il nostro pensiero, secondo cui una società votata al progresso e non al regresso non può consentire il verificarsi di episodi del genere.
A scuola si parla di droga e interviene la polizia identificando gli studenti. Questo quanto successo a Piazza Armerina durante un'assemblea organizzata e autorizzata dall'associazione Meglio Libera che si batte per la sua legalizzazione. Il fatto è avvenuto presso l'Istituto Maiorana Cascino di Piazza Armerina, il servizio di Lello Casesa. Durante un'assemblea autorizzata da una scuola in Sicilia per discutere sulla legalizzazione della cannabis, la polizia è entrata in aula ed ha identificato i rappresentanti dell'istituto. È successo a Piazza Armerina, nella scuola Maiorana Cascino, provincia di Enna, la città che ospita la villa romana del Casale. Lo riporta questa mattina il quotidiano Repubblica. L'iniziativa degli studenti rientrava nella campagna condotta in Italia dall'associazione Meglio Legale per la legalizzazione della cannabis e un relatore dell'incontro, Pierluigi Gagliardi, racconta che mentre con l'aiuto di alcune slide dibattevano da remoto con i ragazzi sono intervenute le forze dell'ordine. Troviamo che sia un fatto gravissimo e inaccettabile, mai successo prima nelle altre scuole. La dirigente scolastica Lidia Di Ganci, che non era in istituto, durante l'incontro spiega che deve ancora parlare con i ragazzi e che comunque l'assemblea è stata portata a termine. Che si trattasse di un'assemblea autorizzata è la dirigente scolastica della Maiorana Cascino, Lidia Ganci, a confermarlo. La dirigente infatti della scuola ha spiegato che intorno alle 9:40 la polizia sarebbe entrata nei locali della scuola chiedendo proprio della dirigente. Non essendo in sede uno degli insegnanti che ha il ruolo di animatore digitale e che seguiva i collegamenti video, mi ha contattato e mi ha passato al telefono l'ispettore che mi ha chiesto se l'assemblea fosse autorizzata perché avevamo avuto una segnalazione da Enna. La preside ha rassicurato il poliziotto, ma dopo la telefonata i ragazzi che figuravano tra gli organizzatori sono stati identificati. I fatti avvenuti ieri a Piazza Armerina nel corso di un'assemblea di studenti della scuola Maiorana ci preoccupano fortemente. Lo dice Marco Greco, coordinatore nazionale della Federazione degli Studenti, che in una nota etichetta come politicamente inaccettabile in una libera democrazia il fatto che dei membri delle forze dell'ordine abbiano interrotto un'assemblea di istituto regolarmente autorizzata con a tema la legalizzazione della cannabis. Greco auspica che i vertici della Polizia di Stato possano fare chiarezza sull'accaduto, mentre annuncia che invierà una richiesta di audizione straordinaria e urgente al ministro Valditara sul caso. È un incontro si è svolto stamani presso l'Aula Pellegrino del Libero Consorzio di Agrigento, tenuto dalla scuola Agrigento Centro, diretta da Rosetta Greco, che ha visto protagonista lo scrittore Enrico Galiano, che ha illustrato il suo libro ai giovani studenti della scuola interagendo con loro. Noi eravamo sul posto. Momento importante oggi con l'incontro di Enrico Galiano, uno scrittore che presenta il suo libro, un libro giovane, ha detto ai ragazzi, la società segreta dei salvaparole. I ragazzi stanno interloquendo con lo stesso autore. Ospitiamo con particolare piacere Enrico Galiano per la presentazione del suo libro La società segreta dei salvaparole. È un romanzo pensato per i più giovani ma che riguarda anche noi adulti, perché è una storia che racconta la bellezza della nostra lingua e il valore delle parole che usiamo sempre meno. L'autore immagina un mondo senza parole ed è certo che saremmo tutti più tristi e soli. L'incontro con il professore Galiano è anche l'occasione per trattare temi importanti come l'adolescenza, il disagio giovanile, la scuola e le sfide per il futuro. La scuola sempre attenta a tematiche sociali, ne avete fatto qualcuno nelle scorse settimane, ma in programma ce n'è altri. Sì, in istituto abbiamo un progetto di educazione alla lettura, in programma ancora incontri con l'autore proprio per educare le nuove generazioni alla lettura, a provare il piacere della lettura. Enrico Galiano, ecco, un momento bello, si interloquisce con i ragazzi, insomma tante curiosità, però diciamo le parole sono belle, quelle del libro, ed è bello anche che i ragazzi interagiscono con lei.
Sì, beh, il mio pane quotidiano, io sia nel lavoro, a scuola, che quando faccio queste cose adoro lo scambio con loro, anche perché sono bravissimi a insegnarti loro delle cose, sono loro che ti insegnano più che altro. Ecco, cosa parla il libro? Un po' svelaci qualcosa, e perché leggerlo, insomma? Ma certo, racconta la storia di questo ragazzino che si sveglia in un mondo in cui cominciano a sparire le parole, in un momento un po' assurdo, un po' strano, le parole svaniscono, rimangono solo nei vocabolari ma spariscono da internet e dalla testa delle persone, e piano piano le persone diventano più tristi, più arrabbiate, più nervose, e queste due cose sono connesse, e lui, grazie ai suoi amici e grazie a una misteriosa vecchietta di nome Nonna Squee, cercheranno di risolvere questo intricato mistero. Quindi finisce bene allora? Questo non si può spoilerare purtroppo, però posso dire che è un libro dove bene finisce l'amore nostro per le parole, quello sì. E passiamo la linea agli spot pubblicitari per la regia. È inaugurata ieri anche ad Agrigento, in zona Villaggio Mosè, la nuova sede del sindacato SNALS. Sentiamo il responsabile Angele Amato. Oggi lo SNALS inaugura un'altra sede al Villaggio Mosè di Agrigento, segno della vostra crescita, della forza di questo sindacato che va sempre avanti. Sì, oggi è un momento veramente storico per il sindacato, perché finalmente rispondendo alle esigenze di tanti colleghi agrigentini, intendo del comune di Agrigento e non neppure, ora abbiamo finalmente una bellissima sede qua proprio ad Agrigento, e precisamente al Villaggio Mosè. Naturalmente ci tengo a dire una cosa, che l'apertura di questa sede non è un ridimensionamento di altre sedi, perché qualcuno già mi ha chiesto, ma che fa, chiudete a Favara? Assolutamente no. Noi alla sede che è storica di Favara, quelle già operative di Licata, Palma di Montechiaro, Canegatia e Raffadali, ora abbiamo il piacere e l'onore di aggiungere la sede ad Agrigento, che come comune capoluogo era chiaro che lo meritava. Tanti gli obiettivi raggiunti, quali sono i nuovi traguardi a sostegno di una categoria non sempre tutelata abbastanza dallo Stato, quello dei docenti? Purtroppo la scuola negli ultimi anni è stata sempre vista come un bancomat dove ad andare a tingere quando c'era necessità di cassa. Naturalmente è una tendenza che è difficile da invertire, però noi da sempre ci battiamo appunto per tutelare gli interessi di tutto il personale della scuola, e quando dico personale della scuola intendo dal basso all'alto, quindi parto dal collaboratore scolastico al dirigente. Noi non siamo un sindacato settoriale dove appunto gli ATA hanno il loro sindacato, i dirigenti il loro sindacato, noi rappresentiamo tutti e faremo il possibile per continuare sempre la nostra lotta che si basa su valori proprio che sono storici e fanno parte del DNA dello SNALS, e mi riferisco in particolare alla qualità della scuola e alla serietà degli studi, perché proprio dalla scuola dipende il futuro del Paese. Frode nel settore agricolo, sequestrati beni per 400.000 euro, è successo a Caronia, in provincia di Messina. Il servizio. Le fiamme gialle della tenenza di Sant'Agata Militello, coordinate dalla Procura Europea di Palermo, hanno scoperto un presunto sistema di frode che sarebbe stato posto in essere da un imprenditore agricolo peloritano operante nel comune di Caronia. L'azienda, secondo l'accusa, sarebbe stata beneficiaria di ingenti finanziamenti comunitari illegittimi ammontanti ad oltre 600.000 euro. L'imprenditore agricolo è stato segnalato all'autorità giudiziaria per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e falso ideologico.
Di qui il provvedimento di sequestro preventivo di beni ai fini della confisca per un valore complessivo di oltre 400.000 euro, nonché di 127 titoli di pagamento AGEA, cosiddetti diritti all'aiuto, del valore complessivo di 16.000 euro circa. Il provvedimento cautelare, si precisa, interviene nella fase delle indagini preliminari ed è basato su imputazioni provvisorie che dovranno trovare conferma in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio. Gli stanziamenti della politica agricola comune, interamente finanziati dall'Unione Europea, sono finalizzati ad implementare il reddito degli agricoltori, incentivare il mantenimento in buono stato delle superfici agricole e sostenere le produzioni, aumentandone la qualità, sostenibilità e competitività. Per essere ammesso al regime di pagamento dei contributi, tuttavia, l'imprenditore agricolo deve possedere alcuni fondamentali requisiti, tra cui la titolarità di titoli di pagamento e la disponibilità di un'adeguata superficie in base ad un legittimo titolo di legge. Per la Guardia di Finanza di Sant'Agata Militello, a seguito di articolati riscontri documentali e contabili, integrati dall'escussione di diversi proprietari terrieri, l'agricoltore indagato aveva dichiarato il possesso di numerosi terreni agricoli concentrati per lo più sui Nebrodi, ricorrendo a falsi contratti di affitto o comodato di fondo rustico. Sempre secondo l'accusa, all'interno delle relative istanze venivano indebitamente inserite particelle di terreni in realtà di proprietà del demanio forestale della regione siciliana o allegati falsi contratti di comodato riportanti la firma di persone decedute molti mesi prima della stipula. In considerazione degli elementi raccolti, salvo diverse valutazioni nei successivi gradi di giudizio e fermo restando il principio di non colpevolezza sino a sentenza passata in giudicato, su richiesta dei procuratori europei delegati per la Sicilia e Calabria, il GIP del Tribunale di Patti ha quindi emesso l'odierno provvedimento di sequestro preventivo per le ingenti somme indebitamente percepite, che, eseguito nei giorni scorsi dai finanzieri santagatesi, ha riguardato liquidità e beni immobili rinvenuti nella disponibilità dell'indagato. Al concorso RAP a Palermo più di 18.000 candidati hanno partecipato a una selezione per 360 posti da coprire. Ora la società dovrà procedere a una scrematura, taglierà almeno 15.000 nomi, lasciandone solo una lista di almeno 3.000 domande. Soddisfatti i sindacati. Le interviste. Bene, è evidente che l'azienda RAP è assolutamente ben lieta di partecipare attraverso queste assunzioni a quello che è la riduzione del mostruoso indice di disoccupazione che purtroppo ci attanaglia e sempre di più, devo dire, nel tempo. Avere ottenuto un tale ritorno di candidature fa capire che evidentemente il problema dell'occupazione a Palermo è una cosa enormemente seria. Noi nel nostro piccolo stiamo dando il nostro contributo. Sul tema delle assunzioni siamo molto soddisfatti perché finalmente si riesce a dare lavoro stabile a tanti giovani palermitani. Inoltre conferma quello che da anni come sindacato abbiamo evidenziato sulle criticità del servizio in città. Il RAP è nata con 2.600 lavoratori, oggi ne conta circa 1.550. Mancano i mezzi, ma manca soprattutto il personale. Auspichiamo che si faccia presto. Il concorso per 46 autisti, bandito un anno e mezzo fa, ancora non ha prodotto i risultati che speravamo, di vedere in servizio gli autisti. Questo chiediamo all'azienda, di avere una maggiore velocità, perché non vorremmo aspettare altri 2 anni per vedere al lavoro i 306 lavoratori. E passiamo ora allo sport. Domenica 5 marzo alle ore 15 presso lo stadio Saraceno di Ravanusa il Licata Calcio sarà ospite del Canicattì. La partita è valida per la 26ª giornata del girone I Serie D. Ci sono delle interviste. Una partita di cartello, anche in considerazione che è un derby, anche la situazione di classifica, loro per cercare di raggiungere il prima possibile l'obiettivo salvezza e noi in questo momento siamo nella posizione di classifica dove cerchiamo di essere attaccati al treno playoff. Che partita ti aspetti? Credo una partita diversa da quella che è stata l'andata. Non è stata una brutta partita, l'abbiamo persa credo immeritatamente, sono stati bravi loro a sfruttare l'unica occasione importante su un calcio d'angolo, anche un po' fortunati. Il campo è diverso da
da quello che abbiamo allicato, un campo che si può giocare meglio la palla. Spero che sia una bella partita dove la gente si possa divertire. Si torna a Ravanusa, un campo che ha già testato la tua squadra. Sì, non è stato fortunato, nel senso che la prima partita che abbiamo fatta all'inizio stagione l'abbiamo fatta contro il Castrovillari a Ravanusa, una gara che per noi sì l'abbiamo persa, ma è stata veramente sfortunatissima, perché in quella gara abbiamo creato tantissime occasioni, specialmente nella seconda parte della gara, e non siamo stati bravi a finalizzarla. Speriamo che domenica sia diverso, come quello che è stato a Ravanusa contro il Castrovillari, che speriamo che faranno, ripeto, una bella partita e un buon risultato. Quanto è importante la partita di domenica? È una partita importante perché ci manca la vittoria, è un derby, quindi è sentitissimo e dobbiamo cercare di arrivarci al meglio e di dare tutto sempre per la maglia. Tu come stai? Bene, bene, stiamo riprendendo, anche fisicamente stiamo riprendendo. È un periodo un po' più difficile per noi, però ci dobbiamo stringere tutti insieme e dare sempre il massimo. Ecco, ci sarà sicuro l'assenza di Mudassir, o senti la responsabilità del centrocampo? Bisognerà correre un po' di più, faticare un po' di più? No, ma anche se ovviamente è un'assenza importante quella di Totò, Mudassir, però ci sono anche altri ragazzi che possono giocare e noi dobbiamo dare sempre tutto, no? Nonostante le assenze, perché ci sono sempre state le assenze in tutte le partite, abbiamo avuto delle assenze importanti, però ci siamo sempre stretti, uniti e dobbiamo dare sempre di più, ogni partita dopo partita. Ti aspetti un Canicattì diverso rispetto a quello che abbiamo affrontato qui all'andata? Sì, perché ha cambiato allenatore, quindi hanno fatto dei bei risultati tutti di fila, tanti punti, quindi sicuramente avranno un'altra mentalità. Però tutte e due abbiamo voglia di vincere, tutte e due le squadre, speriamo di avere la meglio noi. Sì, è sempre un derby, quindi non è una partita facile, anche la classifica lo dimostra, perché loro nel girone di ritorno hanno fatto pure molto bene come noi, quindi sappiamo che sarà una battaglia. Nelle ultime sfide, subentrando dalla panchina, sei riuscito a dare quel cambio di marcia? Sei contento di questo? Sì, sono contento perché ovviamente anche giocando pochi minuti, non solo io ma tutta la squadra, quando il mister ci chiama in causa cerchiamo di fare bene, che sono 30, 20, 10 minuti, noi cerchiamo di dare sempre tutto e sperando di portare sempre a casa il massimo dalla partita. Si ritorna in un campo che già conosciamo, abbiamo testato quest'anno contro il Castrovillari nella prima campionato. Che campo è? No, abbiamo visto subito a settembre la prima partita, è un campo molto diverso rispetto al nostro, perché l'erba è un po' più alta e facciamo più fatica di sicuro, perché è un campo dove si spende assai, però noi giochiamo sempre come al solito, cercando di fare il nostro gioco, sperando di fare molto bene. A che cosa bisognerà stare più attenti? No, noi non vediamo quello che fanno gli altri, noi cerchiamo di dimostrare le nostre capacità, quello che sappiamo fare, cercando sempre di arrivare al punteggio, alla vittoria. Cercherò di fare il mio meglio. Che cosa puoi dare dal punto di vista pratico? Cosa ti occuperai? Praticamente mi occuperò della prima squadra sia dentro il campo che fuori dal campo, cercheremo di organizzare tutto al meglio insieme alla dirigenza e cercherò di essere un punto importante nella società di Licata Calcio. Così va verso la fine di stagione, che fine di stagione ti aspetti da questa squadra? Ma sappiamo già i nostri obiettivi quali sono, cerchiamo di arrivare al primo possibile all'obiettivo quello che ci siamo prefissati, che è la salvezza, poi tutto il resto che viene ben venga, sicuramente i ragazzi faranno il massimo di superare l'obiettivo quello che era prefissato e di fare anche oltre, di andare anche oltre. Ti aspettano i lavori qui allo stadio, agli 8 di restauro, a che punto siamo? Se possiamo dare qualche... Sì, questo abbiamo il nostro amico che si occupa di questa, per quanto riguarda gli impianti sportivi. A breve so che inizieranno i lavori, speriamo al più presto e di finirli anche al più presto, così incominceremo la prossima stagione qui al Dino Liotta, che sarà molto importante per la squadra.
È stato pubblicato in diverse piattaforme musicali l'ultimo lavoro del musicista Carmelo Salemi dal titolo Tucles, realizzato attraverso l'utilizzo di nuovi linguaggi sonori. Ve lo proponiamo. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi diamo appuntamento alle prossime edizioni, augurandovi una buona serata.